Amici di Bella Sicilia, guardate che spettacolo, che colori! Questo è il Ponte Vecchio di Gualtieri Sicamino, reso speciale per questo fine settimana. È un'installazione che ogni anno ci dilettiamo a fare e cerchiamo di creare uno step successivo ogni anno per migliorare. Il Ponte Vecchio diventa un punto cruciale della festa e quindi è bello giocarci con i colori, creare un'installazione anche artistica di arte contemporanea con l'aiuto di tantissimi ragazzi. Questo è da sottolineare perché è importantissimo. E poi ovviamente c'è il comitato festeggiamenti che ci supporta. Presidente, proprio da questo ponte, dal Ponte Vecchio, uno dei simboli di Gualtieri Sicamino, passerà la processione di San Nicola di Bari domenica. Sì, poi ci fermeremo qua e sarà uno dei momenti più significativi per noi gualtieresi, che il Ponte Vecchio è simbolo di Gualtieri. Questo è il truciolato, logicamente con colori, colorato in giornata, con una ventina di ragazzi che ci aiutano ogni anno a realizzare questo. Tosta, tanto sole, tanta emozione alla fine quando tutto è finito, e questa emozione logicamente diventa un riflesso su tutte le persone che guardano e fanno foto ovviamente. Amici, fateci sapere da dove ci guardate. Intanto proprio durante il passaggio qui nel Ponte Vecchio ci saranno anche i fuochi pirotecnici speciali qui a Gualtieri. Sì, proprio qua di fronte nel rione Misericordia c'è un momento significativo, ci saranno i fuochi mentre noi siamo sul Ponte Vecchio. Sì. Una delle più belle feste della Sicilia è per i gualteresi un momento di aggregazione e unione. Per i gualteresi è un momento molto sentito. In occasione di questa festa c'è Notte in Festa. Notte in Festa. Ci sono tanti eventi collaterali. Assolutamente, ogni rione ha un suo evento con mostre di vestiti di Venezia, mostre di vestiti del 1900, abbiamo una bellissima mostra fotografica qui all'Annunziata, qui proprio vicino, abbiamo logicamente l'installazione, ma ci sono tantissimi musicisti, tantissime persone che si vanno ad esibire durante la serata e si muoveranno nelle varie posizioni che abbiamo creato, ma soprattutto c'è anche la zona food, la zona dedicata ai sapori. Per chi si vuole logicamente divertire anche con le papille gustative. Presidente, non manca nulla quindi in questo fine settimana a Gualtieri Sicamino. Diamo appuntamento in particolare domenica per la grande festa, un momento di fede per voi che abitate qui. La solenne processione di A che ora prenderà il via la processione? La piazza Duomo si comincerà a incamminare qua di fronte sul Ponte Nuovo e poi arriverà alla Santa Croce. A che ora partirà? Intorno alle 18:30. Grazie, allora noi ci goderemo tra poco anche lo spettacolo del fuoco, perché vediamo che è tutto pronto. È tutto pronto, alle 10:30 inizia lo spettacolo del fuoco circa e sarà veramente bello. Questo è sicuro. Grazie e grazie per l'impegno che lo dobbiamo fare, tutti quanti mettono. Lo dobbiamo fare perché è giusto così. Ecco, basta poco per rendere ancora più belli e più speciali questi borghi siciliani. Esattamente, borghi di Sicilia veramente basta pochissimo per ottenere dei risultati strabilianti. Io vorrei ringraziare a nome del comitato il direttore artistico qua, Filippo De Mariano, che ultimamente per pranzo con lui siamo andati a Granite, e vorrei ringraziare anche tutti i ragazzi che si sono impegnati sotto il ponte, perché non è stato facile. Da stamattina alle 9 che sono qua loro che lavorano fino a stasera, hanno lavorato ininterrottamente e ci tenevo a precisare questa cosa qua. Grazie a voi. Grazie, allora amici, vi dedichiamo questa bellissima immagine del Ponte Vecchio illuminato e con questa installazione, guardate che bello. Fateci sapere da dove ci state guardando e naturalmente condividete il video. Ciao ciao!